Era il 1° marzo 1906 quando a Cornuda fu istituito il mercato settimanale. Diventato operativo qualche mese dopo, si è confermato nell'arco di quasi 120 anni uno dei più importanti del territorio. È luogo di incontro, di commercio, di convivialità per la nostra comunità, ma non solo, perché questo è un mercato che ha 62 banche, quindi è un mercato anche importante e anche un riferimento per tutta la zona che sta attorno a Cornuda, e è importante soprattutto perché ha un valore anche per le altre attività commerciali che ci sono nel nostro paese. Il nostro augurio come Confcommercio Treviso è quello che ci sia una prospettiva, che ci sia anche una strutturazione del mercato stesso e una convivenza tra operatori in sede fissa e operatori ambulanti. E la convivenza con l'online? La convivenza con l'online si può superare bene, perché qui c'è un qualcosa che l'online non dà, ed è il rapporto umano. Una pietra circolare ricorda il riconoscimento da parte della Regione Veneto, che ha inserito il mercato cornudese nella lista degli oltre 1400 luoghi storici del commercio. Tra questi sono appena una quarantina sui 440 esistenti i mercati ad aver ricevuto la certificazione. Un grande orgoglio per la nostra comunità, ma anche un grande impegno e uno sforzo dell'amministrazione comunale a sostenere queste attività e a sostenere tutto l'indotto che portano nel nostro paese. Nel contesto dell'evento il Comune ha premiato le attività economiche locali presenti, in alcuni casi anche da decenni, nel territorio. La vitalità di un'attività commerciale, di un mercato, è strettamente legata a doppio filo con la qualità della vita urbana, con la qualità dei territori. Quindi sostenere il mercato del giovedì qui a Cornuda significa implementare e sostenere tutto il nostro paese e tutta la nostra Cornuda.